Ricettino da sballo, ragazzi, oggi facciamo le pizzette. Ho trovato questi contenitori che avevo qui, che sono per l'escargot, però sono piccolini per fare delle pizzette. Non so quante pizzette riusciamo a fare. Voglio fare delle pizzette con il pomodoro. La pasta per la pizza è facile, ragazzi: acqua, olio, sale e farina, tutto blocco. E quindi la fate crescere, bla bla bla. Allora, e quindi prepariamo adesso un po' di sughetto. Allora, prendiamo un po' di sughettino. Facciamo 2 melanzane fritte, un po' di olive ci stanno, un po' di capperi, un po' di basilico, mozzarella ci sta. Quindi possiamo fare il basilico fresco, ci sta. Ma fatta per oggi, ma fatta la cena. Cena e pranzo. Voilà. E quindi andiamo a vedere un po' il resto delle cose. Voilà, allora il sughettino quasi pronto. Poi se non sapete fare anche un sughettino state proprio inguaiate. Quindi un sughettino molto semplice: olive, capperi, anche basilico, pepe, sale. Voilà. Lo fate cuocere. Un'altra padella adesso andiamo a preparare per cuocere le melanzane che abbiamo tagliato a cubetti e abbiamo messo sotto sale per togliere l'acqua amara della vegetazione, tanto per fare una cosa sfiziosa sopra le pizzette. Comunque sopra le pizzette andranno anche mozzarella, provola, parmigiano, basilico. Voilà, sughetto pronto. Abbiamo inserito adesso un po' di basilico. Chiudiamo perché sulla pizza il sugo deve andare caldo ma non bollente, quindi nel frattempo che noi andremo a cuocere le melanzane, quindi praticamente scende di calore, e nel frattempo che noi andremo a cuocere le melanzane andiamo a mozzare la pizza, la pasta della pizza, ed andiamo a riempire i nostri stampi. Quando riempite i stampi, la primissima cosa fate così, no? La primissima cosa lo fate così, così vi rendete conto quanti stampi entrano. Quindi, allora, quindi sono 4 stampi. Possiamo mettere 4 stampi sotto, 4 stampi sopra, quindi possono uscire praticamente 8 pizzette. Con questa pasta escono 8 pizzette. Ok, dopo non dimenticate di mettere sempre un po' di olio per dare la parte. Nel frattempo facciamo ancora crescere ancora un po'. Abbiamo messo quindi l'aggiunta del basilico nel sughetto senza spezzettarlo, cioè spezzettarlo a mano senza girare, perché così caccia tutti gli oli essenziali e si crea quel bellissimo profumo di basilico. Allora adesso prendiamo olio per friggere, vediamo questo, e in più penso che ne serve ancora per friggere le melanzane. Voilà, siamo un'altra volta in diretta perché vi voglio far vedere come si smorza. Quando dovete smorzare la pasta della pizza non va tagliata, ma va smorzata, quindi potete fare così, vedete? E la smorzate, quindi create delle palline, logicamente un po' umida. Dobbiamo prendere logicamente un po' di farina, però il problema è che l'olio sta andando in esaltazione, quindi devo friggere per forza prima le melanzane. Voilà, ho incominciato a mettere le prime melanzane. Per fare un buono smorzamento potete anche bagnarvi le mani con l'olio. Quindi andiamo a mettere un po' di olio sul fondo per le nostre pizze, e quindi con le mani sporche d'olio
potete prendere la pizza, quindi la girate così, vedete? Adesso potete prendere un po' di farina che mettete sul tavolo, la massaggiate un po', quindi la allargate, andando sempre sul bordo, non sul centro, quindi la allargate il più possibile con le dita. La fate prendere la circonferenza tu per giù del contenitore che deve andare la pizzetta. Adesso potete metterla e lavorarla per farla entrare nel contenitore, quindi schiacciando i bordi, vedete? Con questo tipo di impasto voi ne potete fare veramente tante, quindi potete alzare l'impasto in modo che voi avete il cornicione proprio come la pizzetta, vedete? Schiacciando alzate il cornicione. Voilà, finalmente le nostre melenzane sono cotte e un po' bruciate. Allora, adesso possiamo sempre sporcarci le mani con l'olio, ok, e lo passiamo sopra per evitare che la pasta si secca sopra. Adesso che dobbiamo aspettare che il forno arrivi alla temperatura. In forno a 200 gradi. La cottura è all'incirca, ragazzi, voi dovete pensare che non è una pizza unica e quindi la cottura è differente. Qua dovete immaginare che la cottura sarà di un 25 minuti a 200 gradi, quindi fate i primi 20 minuti, i primi 15 minuti li fate giù proprio nella parte bassa del forno, ok? Gli altri restanti minuti lo fate nella parte alta del forno. I primi 15 minuti li andrete a cuocere con il sugo, quindi andiamo a mettere il sugo sopra. Dopo passati i 10 minuti andremo a mettere tutte le cose, la mozzarella, la scamorza, il basilico, tutte le cose che servono poi per guarnire la nostra pizza. Adesso prendiamo però un cucchiaio e andiamo a inserire il sughetto. La temperatura è praticamente arrivata. Voilà, il sugo deve andare sulla pizza sempre caldo, sempre, perché questo consente praticamente una buona lievitazione. E per quanto riguarda la quantità, mettete una quantità che non tende poi a bruciarsi durante la fase di cottura, quindi mettetela la quantità di sughetto, allora, così aiuta la pizza, comincia a dare già il suo sapore. Allora, siccome io la voglio sottile, la pizza, allora io le inserisco in forno adesso.
togliamo praticamente tutto il sughetto e un po' ce lo lasciamo per fare che cosa? Un po' lo lasciamo per fare che cosa? A scarpetta. Allora, forno 200 gradi, 15 minuti, poi dopo li cacciamo e incominciamo a preparare gli altri ingredienti che servono da mettere sopra. 200 gradi, mi raccomando. Mi rubo. Voilà, quindi 200 gradi, 10 minuti. Allora, totale facciamo 25 minuti, poi ci regoliamo noi di conseguenza. Quindi 25 minuti, arriviamo a 10 minuti adesso con la cottura ed andiamo a mettere tutti gli ingredienti. Mamma, è tossugo. Immaginate l'angoppo come sono buono. Guardate come stanno venendo belle, ragazzi miei. Guardate, guardate che belle. Allora, mulugnano, mozzarella, provola, basmati e un parmigiano. Cioè, ma che buono. Ma che ci vuoi mettere? Voilà. Allora, adesso andiamo a mettere le altre cose, quindi un po' di melanzane. Sono veramente molto buone, ragazzi. Provatele a farle. Ma guardate che è differente dalla pizza normale, ve lo voglio dire perché è importante. Non è come la pizza normale. Quindi provatele a farle perché è veramente delizioso. Non è che vi sto dicendo delle stronzate, Ah, ho detto stronzate, che poi mo ci sta la cosa dei bambini. Scusate bambini. Ho detto stronzate. Allora, la mozzarella. In una ne mettiamo molto poco perché va ad elio, quindi prendiamo la più bassa. Allora, mettiamo 1, 2, 3 pezzettini, va? Il resto me le pappo io. Vabbè che io me le pappo, cioè una mo e una stasera, questo mangio oggi. Mangio pure fondazzo. No, 3 qua, poi c'è un altro pezzo è capitato qua, poi mangio questo qui, un pezzo per parte. Voilà. Parmigiano e basmati. Voilà, e quindi continuiamo la nostra cottura per altri 10 minuti. Voi andate a controllare, comunque basta alzarla, se è uscita dorata sotto la pizza è pronta, altrimenti la lasciate fino a quando la vedete dorata e ovviamente dipende anche dal forno che voi avete. Io comunque consiglierei sempre la parte ventilata. Voilà, ragazzi, le pizze sono pronte, l'ho messe un po' nel fondo perché la parte centrale non è proprio dorata, quindi faccio fare un 5 minuti di botta a 240 gradi in modo che la parte centrale di sotto risulta poi dorata come le altre parti e quindi è ben cotta. Voilà, però comunque piatto finito, che faccio vedere il seguito. Quindi ciao ciao a tutti e buon appetito.